Allora, signori, dovete sapere che prima di vedermi impegnato nel lavoro che sto facendo negli ultimi anni, cioè quello di musicista, ho fatto tanti mestieri, ma uno, devo dirvi la verità, ha preso parte di molta della mia vita, uno più di tutti, l'impiegato. Sono un uomo veramente sfortunato, sono nato impiegato, con soltanto poche mila lire al mese, dite un po' come già fa. Quando prendo lo stipendio vi assicuro che assai duro il mio destino, e fra tante trattenute, tasse, guide, contributi, non mi resta niente più. Ah, ah, come faccio chi lo sa? Ah, ah, non consiglio una vita da. Ah, ah, una moglie ha già trovato. Una moglie vecchia, brutta, scartellata e pure racchia, ma con soldi in quantità. Il consiglio ricevuto l'ho seguito, sono sposato, coniugato, e l'impiego dove stavo sistemato per mia moglie non l'ho più. Ma te ne viene fatta a forme varcatella, te non sa rococò. E un amico scostumato sottovoce abborbottata, e delezzata stu mo. E già, tiene soldi in quantità, e già, tiene pure proprietà. Però, niente ho visto fino a mo', e perciò ve lo confesso, si sta vecchia ma fa fessa, la sopprimo prima. Ah, ah, ma è denaro chi metta. Ah, ah, e addossando sti proprietà. Ah, ah, e c'è un'altra novità. C'hai ipoteche sul catasto, te ne debba, te protesta, e tutti la già papà.